In 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qui, buonasera a tutti, siamo alla 26esima puntata qui del Giro del Mondo in 80 giorni, la nostra navicella sta già viaggiando verso i cieli europei e non solo, e con me nel cestello c'è Rossella. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Con noi non è riuscito a salire a bordo Stefano, chissà se più avanti nelle prossime tappe riusciremo a recuperarlo, e quindi andiamo subito col primo brano che si chiama Falena di Damian San Matteo, che poi avremo come ospite alla fine del programma, come sempre. Abbiamo l'ospite musicale. Andiamoci a ascoltare Falena, Damian Manena. Non ho voglia di pensare, ma osservare il mare, riempirmi di tutto, non ricordare niente. Questa notte ho voglia di ballare, voglio dimenticare ogni angoscia che ho. Questa notte non ho voglia di dormire, ho voglia di stare qui a scrivere, a pensare. Non ho voglia né di ridere né di piangere. Questa notte non andrò più a dormire. Osservo l'oceano infinito, cerco per la nota perfetta, resto in silenzio a assorbire la notte. Ogni stella è una poesia, è una canzone. Questa notte non ho voglia di dormire, ho voglia di stare qui a scrivere, a pensare. Non ho voglia né di ridere né di piangere. Questa notte non andrò più a dormire.
Palena, Demians Manea, qui a Radio Nostra. Eccoci allora, Rossella, stiamo già volazzando, siamo già sopra, abbiamo seguito, stavo dicendo l'Arno, ma invece è No, l'Adige. l'Adige. E siamo arrivati a Verona e prendiamo a bordo della nostra mongolfiera Mauro Tosi, che fa parte della segreteria regionale di Sinistra Italiana, è stato anche consigliere regionale per un mandato. Benvenuto a bordo, Mauro. Benvenuto a voi, vi ringrazio della squisita compagnia. Grazie. Allora, noi abbiamo chiamato Mauro Tosi per parlare dei referendum sui quali si vota l'8 e il 9 giugno, e sono 5, 4 sul tema del lavoro e uno sul tema della cittadinanza. Allora, Mauro, noi volevamo però partire un po' dall'inizio con te, che insomma sei preparato sull'argomento. Com'è che adesso ci sono queste leggi che i proponenti di referendum vogliono eliminare? Da dove partiamo? Ma guarda, partiamo da quando si è posta per la prima volta in maniera ufficiale la tutela del mondo del lavoro. Nel 1970, quindi i meno giovani si ricorderanno, gli altri li spieghiamo, in pieno 68, cioè nelle lotte studentesche e operaie soprattutto, quando già si stava profilando la strategia della tensione, nel 69 c'è stata la strage di Piazza Fontana e una denuncia politica nei confronti della sinistra. Passò a livello governativo una proposta che fece discutere molto allora perché sembrava parziale, ma che rivedendola e praticandola per anni si è scoperto il valore rispetto a come eravamo prima. Io vi dirò semplicemente che con lo Statuto dei lavoratori, legge 300, si fa un'operazione di ripristinare nel mondo del lavoro la Costituzione. E allora il diritto ad avere più posizioni e più culture. Una cosa che non ci aspettavamo, l'obbligo delle guardie giurate, che allora presidiavano le grandi e piccole fabbriche, di non intervenire se non per questioni di privazione del materiale. Perché la guardia giurata era lo strumento presente in fabbrica per custodire e sorvegliare i lavoratori. L'obbligo di non usare gli impianti audiovisivi per controllare il lavoro degli operai. L'obbligo di avvalersi per gli accertamenti sanitari non della sanità privata, ma della sanità pubblica. Adesso sembra cose banali. Mi fermo qua perché si possono aggiungere tante altre cose. In primo luogo il diritto del mondo di lavoro, degli operai, di organizzarsi in fabbrica, di eleggere delegati, di avere spazi anche fisici, quindi sedi, di avere distacchi sindacali, ecco, di organizzare in fabbrica il sindacato. Bene, questo è stato il tipo di struttura che ha permesso per decenni di rafforzare la presenza del mondo del lavoro, di operare ai cambiamenti politici, di estendere l'economia italiana a livelli europei, non dico mondiali. Oggi evidentemente si tratta di difendere quei contenuti e di dar risposta al fatto che per decenni, non solo col Job Act del 2015, ma anche in tempi prima e successivi, si è puntato a abolire la funzione sociale, la funzione politica dello Statuto dei lavoratori. Questa è la cosa che abbiamo di fronte.
E allora più volte, questo è il quarto tentativo che viene fatto, si tenta di ripristinare la struttura iniziale dello Statuto dei lavoratori e quindi di dare piena competenza, piena democrazia, piena attuabilità al vecchio Statuto dei lavoratori, alla legge 300. In particolare su un punto che è quello dirimente sulla possibilità di fare politica sui luoghi di lavoro, ed è l'articolo 18, che prevede che in caso di licenziamento non approvato, quindi un licenziamento sbagliato, politico, il lavoratore deve ritornare al posto di lavoro, quindi deve essere ripristinata l'occupazione. È una grossa cosa. Senza questo non esiste sindacato nei posti di lavoro. Cioè, se non c'è la possibilità di che il delegato sia difeso dalla prospettiva di licenziamento padronale, è evidente che uno non fa il delegato. Non ci può essere il responsabile della sanità sul posto di lavoro se il rischio è che questo subisca l'offensiva del datore di lavoro. E quindi, secondo me tardi, ma però con un'operazione ben costruita, la CGIL ha ripristinato, tenta di ripristinare il Job Act, l'articolo 18 per quello che riguarda le grandi e le piccole fabbriche, e di ripristinare anche la situazione di tutela per quello che riguarda l'applicazione di tempi determinati e quindi non solo nei lavori stagionali, ma in tutti i tipi di lavoro, compreso il commercio tutti i contratti a termine, e fissare la responsabilità del committente per quello che riguarda i lavori di subproduzione, cioè i lavori che vengono dati in subappalto e in cui una legge prevede che nel caso di incidenti il committente non sia responsabile, ma sia responsabile quello che gestisce il suo appalto, che di solito sono piccole strutture senza capacità assoluta di controllo, anzi che sulla violazione di tutte le regole costruiscono il loro profitto, ma nel caso in cui sia la ditta committente a pagare in caso di infortunio o di incidente, è chiaro che questo cambia il gioco del Mauro, scusa, i subappalti che poi a volte sono a cascata, no? Cioè c'è un subappalto che assorbe da un subappalto. Ecco. E dopo alla fine non si capisce neanche più chi è il responsabile, e sono soprattutto nell'edilizia o ci sono non dei solo, però parti? l'incidente che è avvenuto credo a Firenze sulla questione dell'Esselunga, del palazzo dell'Esselunga, c'erano 62 subappalti, cioè il subappaltato può essere anche una sola persona, quale riceve un lavoro, una mansione e la deve applicare a prescindere. E siccome in questi settori il lavoro è prevalentemente a cottimo, ti pago alla fine di questo lavoro qua e prima lo fai, prima ti pago, evidentemente non c'è nessun tipo di controllo e nessuna possibilità. Una volta, e anche adesso succede, quando uno aveva un incidente all'interno del lavoro ed era un lavoratore subappaltato, a volte veniva messo sulla strada, si mascherava l'incidente stradale. È successo recentemente, credo, per quello che il padrone della ditta agricola l'ha messo sulla strada, anche se aveva avuto un braccio tagliato dalla macchina agricola. Insomma, no? Quindi, ecco, è chiaro che su questa violazione dell'umanità, dei principi fondamentali, dei diritti di uguaglianza, della tutela della persona fisica e intellettiva, si sono costruite in questi anni le ricchezze, le grandi e piccole ricchezze. In questa regione non ci sono più grandi aziende. Hanno chiuso le grandi aziende tessili
i calzaturieri, hanno chiuso le aziende del nord vicentino, hanno chiuso anche le meccaniche, le grandi meccaniche che producevano Vero. prevalentemente, voglio dire, frigoriferi, lavatrici, eccetera, eccetera. Oggi questo paese si lavora sulla subfornitura, che è una forma di subappalto, in cui le grandi aziende del nord ordinano alle piccole aziende dell'Italia, in particolare del Veneto, ma anche della Lombardia e dell'Emilia, di produrre beni intermedi che rientrano poi nella montatura delle automobili, nella definizione, eccetera. Ed è il lavoro delle piccole aziende al di sotto dei 15 dipendenti, dove flessibilità si unisce a precarietà, a basso salario, e dove si lavora con il just in time, cioè io devo consegnare il pezzo di ricambio, in tempo, perché questo rientri direttamente nella catena di montaggio, in maniera che il committente non abbia neanche il problema dell'immagazzinare il pezzo e la montatura. Ma anche queste aziende stanno chiudendo e subentrano i settori più deboli: turismo, commercio, agricoltura e anche la particolare settore di espansione in questa cosa qua è la questione della localizzazione della produzione. E quindi scatta qua il secondo quesito sul fatto che non si possono fare contratti a termine che siano inferiori a 12 mesi, e per cui si passa dal lavoro agricolo al lavoro di ogni tipo, sempre con contratti a termine, dove vengono applicate le maggiori nefandezze. Certo, dove viene anche ricattato il lavoratore con... Sì, nel senso che alla fine del contratto di 6 mesi, se sei stato bravo, bene, se no troviamo il cambio. E in particolare il part-time non obbligatorio, non volontario, che viene applicato per il 45% dei contratti per le donne. Cioè le donne che ovviamente non hanno professionalità, che vanno a lavorare nel commercio, vanno a lavorare nel settore del turismo, eccetera, sono costrette a accettare il lavoro part-time non volontario, in cui uno è obbligato a accettare orari, flessibilità, contratti e stipendi di ogni tipo, senza nessuna possibilità di competere. Anche qua la proposta, il quesito dice: al di sotto dei 12 mesi ci vuole una motivazione reale e completa, altrimenti non si può fare il contratto a termine. Allora, questi referendum, c'è il rischio, sempre questo rischio del quorum. E visto che sono 4 che riguardano il lavoro, sembra strano, no, che i lavoratori non vadano a votare. Ma sai, si è costruito il rifiuto del referendum, o meglio, sul fatto che la gente non è più convinta che serva a votare, perché tanto poi fate sempre quello che volete, ci dicono e vi dicono, no? Perché tanto non cambia niente. In particolare sul referendum, io mi ricordo quando una posizione che era ultramaggioritaria a livello nazionale, cioè il controllo della caccia, i cacciatori fecero, forse per primi, la campagna per non andate a votare. Lo fece a suo tempo anche Craxi sulla questione del finanziamento pubblico, la fece successivamente anche sulla questione del Statuto dei lavoratori Renzi, quando la CGIL costruì per la prima volta il referendum sull'abrogazione del Giavazzi.
Il rischio c'è. Noi dobbiamo chiarire due cose. Uno, che in politica è diseducativo puntare sul non voto, perché vuol dire disincentivare la partecipazione. Secondo, che la scadenza è importante, perché se non si riesce a confermare questi bisogni, questi diritti, questa possibilità di ripristinare le vertenze in fabbrica e a livello sociale, il rischio che abbiamo di fronte al quadro internazionale, di fronte alla prospettiva che ci sia, come si sta abituando, un'ulteriore crisi economica che colpisce in particolare il mondo del lavoro, i bassi salari e le pensioni, noi abbiamo il problema di non essere in grado neanche di rispondere. Guardate, è successa una cosa molto grave. I metalmeccanici sono al terzo sciopero sulla questione dell'applicazione del contratto. Cioè, per 3 volte la Confindustria non ha voluto incontrarli, per discutere almeno, per affrontare la questione. E il governo è silente e incapace e non con nessuna intenzione di interpretare questa domanda, che è una domanda minima di salario e di tutela sul lavoro. Vi dirò anche l'ultima, è così. All'ultimo sciopero dei metalmeccanici, in una grande fabbrica di Verona, che è le Fonderie Veronesi, alla fine dello sciopero si sono presentati 2 carabinieri e hanno chiesto l'incontro con il consiglio di fabbrica per avere l'elenco di quelli che avevano scioperato. La nuova legge sulla sicurezza prevede anche questo. Rendiamoci conto della complessità della situazione. O si costruisce una risposta vera, di massa, credibile e efficace, e il referendum è un passaggio, oppure il rischio è che questi signori, e la signora compresa, faranno delle regole democratiche, della nostra Costituzione, delle tutele dei più deboli, della capacità del mondo del lavoro di difendere se stesso e con questo di difendere gli altri, carta straccia. Il referendum è anche un'occasione, non è soltanto un momento di ricostruire all'interno del mondo del lavoro le condizioni di pratiche vertenziali, non è solamente il diritto minimo di far sì che chi vive, lavora, va a scuola qua in questo paese, dà il suo contributo, abbia diritto ad avere il riconoscimento come cittadino e quindi di spostare da 10 a 5 anni i tempi di ottenere la cittadinanza, è un problema di il livello della democrazia e della partecipazione in questo paese. Auguro a tutti voi una ultima battaglia, ci sono 4 settimane, dobbiamo rompere il fronte del silenzio, dobbiamo rompere l'atteggiamento di questa maggioranza di destra e del governo che rappresenta e di portare la gente a votare, a prendere posizione e a schierarsi su questa questione. Certo, e anche prendere atto che insomma questi diritti dei lavoratori che sono stati ottenuti con le lotte nel 70, quindi 50 anni fa, e dopo sono stati erosi pezzettino dopo pezzettino, legge dopo legge, e adesso quei diritti lì vanno riconquistati ed è anche appunto una forma di partecipazione democratica. Va bene Mauro, grazie mille per il tuo Grazie a voi intervento. di avermi È stato fatto prezioso, ci predicare hai... ancora una volta. E vi No, ringrazio ci della hai disponibilità. invece... Grazie mille. Alla Grazie. prossima. A tutti. La follia è un'amica che mi tiene compagnia, è un rifugio dentro al bosco per nascondermi. La follia è un lungo bacio sulla bocca, dato per nostalgia,
è il vestito della festa, è una voce nella testa, la follia è un fortino costruito sopra un albero, è un bel prato verde se sei stanco di combattere, è un bicchiere in osteria, è stupir la compagnia, è un amico che ti chiama, è un amante che ti ama. Dedicata a te che non sei mai stata mia, la follia è l'ultimo tango prima di andare via. Bene, eccoci qui di nuovo con la nostra mongolfiera. Dove andiamo, Rossella? Torniamo a trovare il nostro amico Maurizio Nappa a Monza con un voletto. Bentornato a bordo, Maurizio. Grazie, buonasera a tutti. Ricordiamo che Maurizio, tra l'altro, a volte ci dimentichiamo di ricordarlo, tiene un blog che si chiama Pappece Blog, più o meno. La pronuncia, giusto, è giusto. In cui racconta un po' di libri, un po' di viaggi e un po' di quello che trova interessante al momento. Allora, di che libro parliamo oggi, Maurizio? Io vi porterei negli Stati Uniti di qualche tempo fa, con un libro di racconti che si intitola Fammi un indovinello, pubblicato dall'editore Marietti, e l'autrice è Tilly Olsen, Tilly Lerner Olsen per essere precisi, una scrittrice che è mancata all'inizio di questo secolo, nel 2007, ma ha vissuto una lunga vita, una lunga e interessantissima vita. Era nata in Nebraska nel 1912, figlia di ebrei russi
esuli, avevano partecipato alla rivoluzione del 1905, si erano poi rifugiati negli Stati Uniti e lei ha avuto ricevuto un'educazione socialista e marxista. Tanto che a 19 anni, quando ebbe la sua prima figlia, la chiamò Carla, con la K, quindi proprio in onore di Karl Marx. Fu abbandonata dall'uomo che amava e con cui aveva concepito questa bambina poco dopo la nascita della bambina e si ritrovò in ristrettezze economiche, tanto che ha fatto tutti i lavori possibili e immaginabili, la saldatrice, la cameriera, la lavandaia. E durante queste attività lavorative venne in contatto con i movimenti sindacali e conobbe colui che diventò suo marito, Jack Olsen, da cui il cognome Tilly Olsen. Fu molto attiva nel sindacato e per questo fu arrestata ben 2 volte. La prima volta a Kansas City perché colpevole di aver distribuito dei volantini tra i lavoratori, e restò in prigione per diverse settimane perché non poteva permettersi di pagare la cauzione. E poi una seconda volta nel 1934 a San Francisco durante uno sciopero generale. Fu messa in una sorta di carcerazione preventiva, pensando che appunto che lei potesse in qualche modo contribuire a innescare tumulti o comunque ad alimentarli. Quindi una vita molto movimentata, e fino a quel momento lei non scriveva, insomma, se non per passione. Fu solo negli anni 50 che iniziò a scrivere, grazie a una borsa di studio dell'Università di Stanford, cominciò a scrivere in maniera sistematica e ha scritto saggi, ha scritto racconti, i cui temi erano sempre il mondo del lavoro, l'attenzione alle donne, agli emarginati, alle classi lavoratrici, alle classi sociali più deboli. Quindi per me è stata una scoperta, perché io credo che in Italia sia molto poco conosciuta. Questo libro di racconti era stato pubblicato qualche anno fa da un'altra piccola casa editrice, poi scomparso, caduto nel dimenticatoio e adesso ci viene riproposto. A me è piaciuto molto, quindi ve lo propongo proprio per questo. Ci sono racconti diversi tra loro. Uno si chiama, adesso vi leggo esattamente il titolo, per non dire, ecco qua, per non dire cavolate, ma il primo si intitola Sono qui che stiro. Sono qui che stiro ed racconta le riflessioni di una madre che stira pensando alla sua primogenita, la figlia 19enne che ha avuto, le sono mancate tante possibilità, perché questa ragazza si è dovuta occupare dei fratellini mentre la mamma lavorava. Non c'erano alternative, non c'erano altre possibilità di gestione della famiglia, la madre era una madre single, quindi c'è anche molto dell'autrice in tutto questo. Autobiografico, no? Un po', sì, quindi. Sì. E quindi lei vede con altri occhi sua figlia che avrebbe dei talenti, che avrebbe delle potenzialità, ma che purtroppo non sono state coltivate, non c'era possibilità di fare altrettanto. Il secondo racconto invece ci racconta di un marinaio che affoga un po' nell'alcol la solitudine di tanti anni di mare. Il racconto si chiama Ehi marinaio, che nave, proprio perché non è riuscito, stando sempre in mare, non è riuscito a crearsi una sua vita, diciamo, sulla terraferma, quindi tutti gli aspetti sociali di una vita normale mancano. C'è poi il terzo racconto che si chiama Oh sì, ed è un racconto incentrato sulla comunità nera che, ricordiamoci, stiamo parlando degli anni 50, degli anni 60, quindi tante discriminazioni, che deve soffocare la frustrazione di queste discriminazioni e soltanto durante le cerimonie religiose riesce a esplodere, riesce a manifestare tutta la sua energia, tutto il suo dolore. E poi c'è l'ultimo racconto che è Fammi un indovinello, proprio quello che dà il titolo alla raccolta, dove c'è un'anziana protagonista
anche questa di origini russe, che è in un letto a causa di una malattia, insomma è annientata da questa malattia, ma nonostante questo resta fedele a tutti i principi della sua giovinezza. Insomma, poi leggendo il racconto si capisce bene come. Fammi un indovinello, perché è la richiesta della nipote, che dice: fammi un indovinello, nonna, vedrai che appunto che indovino. Quindi 4 momenti diversi della vita di un uomo o di una donna: l'essere madre, l'essere un marinaio comunque piuttosto anziano, comunità nera, tanti giovani, e una donna a fine vita, ma c'è un minimo comune denominatore in questi racconti. C'è comunque un dolore sottile, un dolore gentile ma persistente in tutti questi racconti, perché vi è la consapevolezza da parte dell'autrice degli straordinari talenti dei protagonisti di questi racconti, talenti che però sono mortificati dalla mancanza di possibilità, ma anche dal bisogno, dalla necessità di soddisfare prima di tutto i bisogni primari. Ecco, noi spesso ci dimentichiamo che spesso si parla di meritocrazia, no? Questa parola che sembra tanto bella ma che in realtà è tanto brutta, perché ci dimentichiamo che non partiamo tutti dallo stesso punto di partenza. Esatto. E quindi, ecco, dimenticandoci di questo, poi tendiamo a elogiare, a ammirare chi arriva lontano, senza renderci conto che magari ci è arrivato lontano su un mezzo motorizzato, mentre altri sono partiti a piedi. Certo. E quindi ecco, c'è questo di costante. Ascolta, Maurizio, e tutti questi lavori che ha fatto le hanno permesso di entrare in effetti in contatto con delle realtà probabilmente anche abbastanza dure, no? Abbastanza difficili. Sì, certo, lei è sempre stata attenta al prossimo, attenta a chi la circondava. Un occhio particolare alle donne e ai talenti delle donne, ma non solo, ai lavoratori in generale, grazie proprio alla sua esperienza nel movimento sindacale, agli emarginati, quindi alle lotte, per esempio, delle persone di colore nell'America di quegli anni. E lei è stata considerata un punto di riferimento per tanti scrittori e scrittrici delle ultime generazioni, proprio perché i temi sociali erano al centro della sua scrittura. Che scrivesse un saggio, che scrivesse dei racconti, non faceva differenza. Lei metteva al centro la persona, i talenti della persona, il valore della persona e le possibilità, e di contro metteva in evidenza le poche possibilità, le scarse possibilità, le nulle possibilità che questa persona aveva di riuscire, di svilupparsi. Insomma, è un po' triste alla fine il racconto di queste vite. Triste sì, però reale. Ecco, insomma, non ci indora nessuna pillola, ci mette di fronte alla realtà. Ed erano queste le disuguaglianze che lei ha sempre combattuto. Quindi sì, e per quello parlavo di dolore gentile, perché sì, ecco, non sono il massimo dell'allegria questi racconti, ma allo stesso tempo non provocano depressioni. Ecco, è più una malinconia sottile che insomma, che viene fuori dalle parole dell'autrice. Tra l'altro è una che scrive con il minimo numero di parole possibile, quindi usa solo le parole necessarie. Il libricino è piccolo, parliamo di 4 racconti di poco più di 100 pagine, insomma, quindi è una lettura insomma, scorrevole, chiara, ecco, non c'è bisogno di grandi interpretazioni, ci si ritrova come delle istantanee in 4 momenti diversi di vite diverse. Va bene, grazie mille Maurizio. Allora ci segniamo questo, fammi un indovinello, l'autrice si chiama? Tilly Olsen ed è stato pubblicato dall'editore Marietti. E casomai lo troviamo anche annotato nel tuo blog, giusto? Assolutamente, certo. Grazie mille, alla prossima. Grazie Maurizio. Grazie a voi, alla prossima, Ciao. grazie.
eccoci qua nuovamente. Oggi abbiamo un po' di problemi con le connessioni. Allora, vediamo un po' se c'è Matteo. Matteo, ci sei? Matteo, lo vediamo, ma hai il microfono spento. Matteo, devi attivare il microfono. Mentre Monica non si vede. Allora, avevamo il secondo ospite, Monica Frassoni, che da Bruxelles ci vuole parlare, ci deve parlare. Vorremmo ascoltarla. Vorremmo ascoltarla sulle politiche delle comunità europee, queste politiche che adesso sembrano dia fastidio a tutti e quindi vogliono modificare quello che si era fatto 5 anni fa. Cioè, scusa, nel senso che invece che andare avanti torniamo indietro come i gamberi, avrebbe detto mia nonna. Esatto, si torna indietro proprio come i gamberi. Cioè questa ormai politica, queste attività, questo business della vecchia benzina, del vecchio petrolio che non vuole mollare l'osso e vuole continuare a fare profitti con il carbone, col petrolio, con gli idrocarburi, ma i cambiamenti climatici ci impongono di cambiare rotta e di andare sulle energie alternative, cose che gran parte della politica europea di chi governa ora l'Europa, vari stati europei non vogliono far partire queste nuove politiche, queste nuove economie, d'altronde. Addirittura col blackout che c'è stato in Spagna hanno dato la colpa all'energia Pulita. Esatto, colpa delle energie rinnovabili perché c'è stato il blackout in Spagna e quindi volevamo parlare con Monica Frassoni, che ormai è da una vita che è a Bruxelles, è stata parlamentare europea, è stata presidente dei Verdi Europei, ora è anche consigliera comunale di un comune vicino a Bruxelles, è presidente anche del Consiglio Comunale e ormai vive lì e quindi ha la situazione in mano di come vanno le cose. Vediamo un po' se è riuscito a collegarsi, Matteo. Sì, mi senti? Sì. Sì. Bene. Benvenuto a bordo. Grazie. Benvenuto Matteo. Grazie. Bene, allora Matteo, andiamo a cambiare subito l'immagine. Passiamo subito a Matteo, che in arte è Demians Manea. Esatto. Giusto? Sì, esatto. Spiegaci perché di questo nome artistico. Il nome prende sì, il mio nome prende vita, diciamo, da una canzone di Laura che si chiama appunto Demian, che mi descrive già molti anni fa ormai sto nome, ecco, e me lo sono tenuto per amore del brano e dell'artista stessa, insomma, che l'ha scritto. Allora Matteo, se puoi parlare più vicino al microfono perché ti si sente un po' pianino. Allora, siamo nel Vicentino, Demis vive appunto, dov'è che sei di preciso? Io sono di Bassano, del Grappa. A Bassano, ok? Sì. E da questa figura hai preso un po' nelle tue canzoni, no? La storia di Alice nel Paese delle Meraviglie. Sì, esatto.
Ho fatto, sì, Perché hai sto vari gioco. brani dove appunto c'è il cappellaio matto, c'è Sì, Alice. sì, Come mai sì, questa idea, perché questo progetto? beh, allora, diciamo che allora, io nasco batterista, ma ho sempre avuto il cilindro e la gente mi ha sempre un po' identificato un po' come cappellaio, ok? E successivamente mi sono studiato un po' il personaggio e studiando quel personaggio ho capito come poter cercare, insomma, di arrivare di più alla gente con metafore e, e raccontando il punto di vista del cappellaio, del mondo dal punto di vista del cappellaio o di Alice o dei vari personaggi dentro la storia, no? Più o meno. Ok. Insomma, sono dal 2015 più o meno che hai iniziato a registrare i primi brani fino Sì, adesso, no? sì, 2015 fino a adesso, insomma, sono ancora in Adesso attività. con l'ultimo brano mi pare, È il vero di Maya che avete fatto prima. esatto, quello che abbiamo sentito ora, Il velo di Sì, Maya. esatto, E- che fa il terzo disco che sta uscendo piano piano. Esatto. E l'idea della tua musica è un po' è un po' rock, un rock italiano quasi, un rock quasi alla Diciamo che Zucchero anche. sì, diciamo che l'immagine di Zucchero, così, diciamo così, la musica non tanto, nel senso che è un po' più... Cioè, in realtà la mia musica, come dico spesso, quando mi chiedo che genere faccio, è che io non ho un genere, nel senso che se ascolti Il velo di Maya è un pezzo praticamente rock barra metal, l'altro è un po' più ska, un po' più reggae, un po' più punk, un po' più rock, cioè non ho molte influenze, no? E cerco di inglobarle nelle mie canzoni. Infatti dico, quando mi chiedono che genere faccio, di solito dico che faccio rock eccentrico, sempre anche giocando con la figura no, del cappellaio, un po' Dal cappellaio. sì, non inquadrabile, ecco, non inquadrabile. Insomma, hai lavorato anche con personaggi di fama nazionale come Rezoponic, no? Che Sì, è presente appunto nel Velo di Maya, Oli sì, Riva. E, sì. te Sì, come, com'è lavorare con loro? diciamo allora io quando io ho iniziato a lavorare nella musica tanti anni fa, con la musica e per la musica, diciamo così, quando ho iniziato a far musica volevo arrivare lì a parlare con questa gente qui e alla fine al lavoro mi sono messo e sono arrivato a confrontarmi con gente come Mario Riso, che è Risofonica, come Olli Riva. Per me è stata una sfida abbastanza impegnativa, comunque vinta. Diciamo che per chi non conoscesse i due progetti, Mezophonic è un progetto benefico che racchiude circa 150 artisti italiani, rock e non rock, della musica indipendente, per cui si parla da me, che sono nessuno, in confronto a Cristina Scabbia, a Olli Riva stesso, o a Pino Scotto, che ci ha fatto parte per un po' di tempo, un po' di gente così, un po' e, e però quando vai a lavorare con gente così, ti confronti con maestri, con gente che lo fa davvero per lavoro, nel senso che, o meglio, ci ha investito tanto tempo e possibilità e fatiche. Esempio, io sono stato anche allievo di Mario Riso, del batterista di Risophonic, si chiama Risophonic, per, per qualche tempo e lui è un gran maestro, io ho un allievo un po' scarso, ecco. Però i maestri di musica e con Olli non è uscito spesso, però
confrontarsi. Io non sono un cantante, cioè io canto, un cantautore, mi arrangio, eccetera, però appunto quando suono la batteria, ma quando vai a suonare, a confrontarti con gente che lo fa a livelli altissimi, comunque Olli gira tutta l'Europa tutto l'anno, Manuel Lisa ha suonato con i più grandi a livello italiano e a livello anche estero, per cui insomma diciamo che sono due mostri. E quando ti confronti con artisti di quella calibratura ti metti in gioco, e anche perché i pezzi li scrivo io in questo caso e mi devo confrontare con loro direttamente, e a volte mi stravolgono giustamente i pezzi, e devo reinventarmi, ma insomma alla fine l'importante è che le robe vengano bene, e finora a mio modesto parere vengono super bene, quindi loro sono contenti e io di più. Tu fai sia testo che musica, no? Che la parte musicale. Sì, faccio sia testo che musica. Diciamo che sì, io mi sono sempre occupato di testi principalmente anche nelle vecchie band in cui militavo, cioè, eccetera. Sono un autore, però da qualche anno, ormai 5-6 anni, mi metto anche a scrivere le parti musicali, ecco. Insomma, chitarre, voce. Ma scrivi prima la musica o il testo? Dipende, di solito vengono un po' assieme, nel senso che a volte hai il giro di chitarra che ti ispira, poi magari al contrario hai il testo che ti prende, lo adatti un attimo un po', che magari ci fai sopra, o lo cantichi e poi lo tagli, lo fai. È un lavoro abbastanza. Ci sono le canzoni che nascono come i fiori, no? Come dice Vasco, però e poi stanno a ricoglierle, no? In realtà, però Certo. non è sempre facile neanche così, nel senso che anche quello, ci sono periodi di buco che non riesci a scrivere, altri che invece sei ispirato da un po' da tutto, insomma. Diciamo che è un bel gioco. È un bel gioco impegnativo, però Sì. Scrivi meglio la mattina o alla sera o alla notte? Allora, una mia amica diceva che gli artisti vivono di notte, che Parla lavorano. più vicino al microfono che sei sempre distante. Scusa. Allora, dicevo, come diceva una mia amica, che gli artisti vivono di notte o comunque lavorano di notte, no? Io notte, giorno e mattina, sempre, nel senso, quando Sempre. pomeriggio, di solito, pomeriggio mi metto a lavorare ai pezzi in studio o nell'home studio che ho. E poi però è una costante, nel senso, sono in giro in macchina e mi viene una frase, magari ascolto qualcun altro che canta qualche pezzo di qualcun altro che canta, e gioco spesso a cambiare le frasi di una canzone di un altro. Dico, però è una bella frase, come l'ho detta, mi devo fermare per strada e scriverla, ho capito? Cioè, non è sempre possibile, però. E per cui tante cose vanno perse anche. Ascolta, Alice sbagliata, chi è Alice? Alice in questo, Alice sbagliata è una canzone che ho dedicato alla ragazza che è nel video, con cui siamo conosciuti anni e anni fa, e poi lei, cioè, comunque Alice di per sé è una figura generica, no? Diciamo, come è una musa, no? Per dire, anche Laura per esempio è un'Alice, o la vista stessa è Alice, no? Un po', nel senso che ti ispira a scrivere canzoni, o ti abbatte o ti aiuta a andare avanti, insomma. Alice è ovunque, diciamo, è un po' un'ossessione magari, detto Beh, così ma sembra, però
Sì, No, dicevo Alice è anche la bambina che è curiosissima, no? Che si mette nei guai, ma anche fa un'avventura sì, bellissima e che incontra tutti quei personaggi molto sì, fantasiosi che ci ha regalato Carol, fra i quali il cappellaio matto, no? Quindi... io sì. Diciamo che allora, mm, come dico spesso, Laura è stata la mia Alice, tornando alla cantante di prima che dicevo, perché il cappellaio è frutto della fantasia di Alice, come tutto il mondo di Alice. Come si può dire, è frutto della sua immaginazione, no? E quindi io senza Laura, la mia Alice, come la chiamo io, in questo caso, ha creato il mio personaggio, eccetera, come Alice ha creato il cappellaio nel suo libro, no? Perché per ogni, come dico sempre, prima di una canzone, dico che per ogni Alice, cioè per ogni cappellaio ha la propria Alice, no? E Alice, ok. e per me Alice si chiama Laura, ma perché, vabbè, c'è la canzone che ho dedicato a lei in risposta a Damien. Vabbè, una rincorsa, però insomma. Però la concezione del mondo di Alice del cappellaio l'ha voluta Alice, ecco. E, Certo, certo. e io praticamente spiego nel secondo disco Falena e nel terzo che sta uscendo, che piano piano escono un po' di pezzi, la mia visione nel secondo, cioè Falena, Alice andava nel mondo del cappellaio, più o meno. Adesso c'è il cappellaio che invece vede o comunque cerca di avvicinarsi al mondo del reale, no? E che dico, guardandolo dallo schermo o comunque dallo specchio, dico, sai che non è male stato dove sono, per come è ridotto la nostra... Sì, Insomma, è un questi... Sì, sì. è un Ci gioco. piacerebbe effettivamente poter andare al di là dello specchio un pochino o Sì, infilarci in qualche buco che dopo ci porta in un mondo diverso e più bello. ma sì, ma guarda, alla fine basta crearsi il proprio mondo, un po', nel senso, cioè, sempre stando attenti a quello che succede, voglio dire, al di fuori del nostro, però, di tagliarci un piccolo angolo, no? Di serenità o Sì, comunque certo, cioè, creare una nostra mettersi al zona di riparo comfort. almeno per qualche, sì, per qualche momento, no? Mettersi al riparo. Esatto, Sì, sì, no, certo. sì, non impazzire del tutto, ecco. O per non o per Va non bene, essere Matteo, adesso ci ascoltiamo Alice Sbagliata e ci salutiamo, ok. in bocca al lupo per le prossime cose. Grazie, Ciao a presto, Matteo. ciao, grazie ragazzi e a presto. Spero di Grazie. rivedere anche a D'accordo. presto. Buona serata. Ciao. Ciao. Sei il mio rifugio dalla gente, la pace è il solo mondo che vorrei. Ho trovato le parole e non so fermarle. Tu sei la mia nuova magia, tu non sei tu ma sei l'Alice sbagliata. Tu sei la mia nuova follia, tienimi per mano e non lasciarmi andare. Tu sei la mia nuova magia, tu non sei tu ma
alice sbagliata. Tu sei la mia nuova magia, tienimi per mano e non lasciarmi cadere. Sul divano dei sogni a parlare, i tuoi incubi li scaccio via, parole magiche talismani, proteggono i tuoi sogni. Tu sei la mia nuova magia, tu non sei tu ma sei l'alice sbagliata. Tu sei la mia nuova follia, tienimi per mano e non lasciarmi andare. Tu sei la mia nuova magia, tu non sei tu ma sei l'alice sbagliata. Tu sei la mia nuova magia, tienimi per mano e non lasciarmi cadere. Forse sei solo un sogno, domani ti dovrò lasciare andare, oppure sei davvero tu, la mia alice sbagliata. Tu sei la mia nuova magia, tu non sei tu ma sei l'alice sbagliata. Tu sei la mia nuova follia, tienimi per mano e non lasciarmi andare. Tu sei la mia nuova magia, tu non sei tu ma sei l'alice sbagliata. Tu sei la mia nuova magia, tienimi per mano e non lasciarmi cadere. Ci ha portato l'alice sbagliata. L'alice sbagliata? È assolutamente Alice. Sei assolutamente Alice, ti riconoscerei tra mille. Ecco qua, dice sbagliata, Damien Salmanea, che abbiamo avuto con noi. E adesso Rossella e Stefano, l'ospite oggi, questa puntata, hanno scarseggiato. Ma non è vero, perché non è la quantità che conta, è la qualità. No, E noi abbiamo avuto degli ospiti che ci hanno detto delle cose molto interessanti, molto varie come sempre. E adesso chiudiamo con qualcosa che vale 10 ospiti. Nel senso, chiudiamo con il messaggio di Sami Abu Omar da Khan Yunis. E le notizie sono sempre più drammatiche, sempre più incredibile che riusciamo a sprofondare veramente in questa cosa indegna, come ha detto il Papa Francesco. Allora, adesso Gaza è cinta d'assedio e non so, fa un po' impressione pensare che i crociati, quindi siamo fra i 1200, nel corso del 1200 soprattutto, che sono andati alla conquista del Medio Oriente, hanno ottenuto molti successi proprio stringendo d'assedio. Cosa vuol dire stringere d'assedio una città, un'area? Vuol dire non far entrare nulla. È esattamente quello che sta succedendo a Gaza adesso. E dopo i crociati, naturalmente ci sono stati altri esempi, si parla dei crociati perché sono stati tanti gli assedi, e tra l'altro uno molto lungo ha riguardato proprio Gerusalemme. E un altro assedio molto lungo ha riguardato Stalingrado durante la Seconda Guerra Mondiale e da parte dei nazisti, e certamente ce ne sono stati, ripeto, anche altri nella storia, perché queste città fortificate che si difendevano però poi si trovavano chiusi dentro. Adesso a Gaza non entra assolutamente nulla, non entrano i camion di aiuti umanitari, che sono ormai una fila
lunghissima. Ovviamente metà del cibo si deteriora perché sta lì. Sono 60 giorni che non entra niente. E non entra carburante, non entrano farmaci, non entrano pezzi di ricambio per le poche auto che riuscivano a girare o anche per gli strumenti che si usano negli ospedali. Stanno riducendo al minimo le terapie, per esempio chi faceva la dialisi 3 volte alla settimana adesso la fa 1 o 2 volte. Questo vuol dire che le tossine aumentano. Non entrano pezzi di ricambio per le incubatrici, dove hanno bisogno di andare i tantissimi bambini che nascono sottopeso perché se le madri non mangiano. Non entra l'acqua pulita, le infrastrutture di desalinizzazione sono state bombardate ancora mesi fa e usano le scarpe vecchie che si comprano un tanto al chilo. I pochissimi beni da mangiare arrivano dalla Cisgiordania con tutti i limiti e un chilo di farina costa $16, cioè 15 euro. Quindi praticamente nessuno se lo può permettere, anche visto che tutta l'economia chiaramente è completamente ferma. Sentivo anche che le madri per tenere buoni i figli fanno finta di fare da mangiare, c'è il gioco della cucina, di far finta di preparare da mangiare, cioè questo siamo proprio... E chi ha ancora coraggio di negare queste cose, basta che guardi uno dei tantissimi servizi. Devo dire che l'Italia brilla, soprattutto i giornali, perché in televisione qualche telegiornale specializzato in news, delle volte qualche servizio buono lo manda, sui giornali, sulla stampa è veramente uno spettacolo indecoroso. Assistere così in silenzio, senza neanche parlarne per giorni, senza una riga di notizia, a una cosa del genere, a un assedio, ripeto, in puro stile medievale, se non peggio. Però basta aprire i giornali stranieri, non Al Jazeera, ecco, anche giornali israeliani, per esempio, in inglese, oppure giornali come New York Times, che sicuramente non si può accusare di antisemitismo, non fosse altro perché insomma nel suo board ce ne sono un bel po' di persone di origine ebraica. E basta aprirli, basta guardare anche solo le foto, non serve starli a leggere. E quindi niente, vabbè, ascoltiamo Sami e niente, vabbè. e sentiamoci molto impotenti, anche se sì, ma ci sono tante iniziative a livello di cittadini, devo dire anche in Italia, però insomma non riescono a rompere il muro, ecco. Vabbè, se ascoltiamo Sami. Situazione ancora più drammatica, soprattutto nella striscia di Gaza, dove continuano ancora l'assedio. Situazione ancora più drammatica, soprattutto nella striscia di Gaza, dove continuano ancora l'assedio, continuano anche i bombardamenti, continua tutto, praticamente anche la mancanza di cibo, di acqua, di luci, di internet, tutto quanto, manca anche niente, manca la vita qui a Gaza. Una situazione molto difficile, la gente è molto preoccupata, soprattutto dopo l'annuncio di praticamente Netanyahu di occupare la striscia di Gaza, evacuare la popolazione tutta a Rafah, però evacuare tutta la popolazione a Rafah, come sapete, perché Rafah quasi fa il 20% della superficie della striscia di Gaza, di cui è occupata quasi a metà dall'esercito israeliano. Allora vuol dire che vogliono mandare praticamente tutte queste persone, 2.200.000 persone, al 30% della superficie di Rafah. Vuol dire praticamente che Rafah ha una superficie di 63 km, che vogliono mandare praticamente tutta la popolazione, mettere 2.200 persone a 20 km quadrati, sarà una cosa, sarà uno sopra l'altro. Poi ti immagini praticamente che vogliono mandare la popolazione a prendere loro razione settimanale dall'esercito israeliano,
poi come si spostano la gente, poi come si spostano tutti quelli motolati, quelli che sono i vecchi e le anziane, praticamente quelli che sono state durante che hanno perso le gambe, sono quelli malati, sedia a rotelle, come si muovono praticamente anche nel momento che manca tutto. È situazione insopportabile, soprattutto perché poi ci sono ancora le fame, poi ci sono praticamente la malnutrizione tra tutta la popolazione, perché sono quasi da un mese la gente sta mangiando soltanto un pasto al giorno, a un pasto ogni 2 giorni per la mancanza di cibo. Sono prezzi alle stelle, poi per il materiale o per il cibo, però c'è pochissimo cibo. Situazione ancora sarà peggio nel momento che cominciano praticamente lo spostamento dalla popolazione dal nord verso a Rafah, perché la città di Rafah è stata distrutta completamente, non ci sono infrastrutture, non c'è l'acqua, non c'è la luce, non c'è niente a Rafah, perché è un cumulo di macerie soltanto, e ti chiedono di andarsi lì a mettere la tua tenda praticamente su un cumulo di macerie. Praticamente io sono già stato a Rafah nella prima praticamente spostamento, ma situazione molto drammatica qui diventa sempre. Ecco, abbiamo sentito un messaggio di Sami che eroicamente da 2 anni e riesce a mandarci anche messaggi, alcune notizie che altrimenti, come appunto diceva Rossella, sono poche le informazioni che la stampa italiana dà. Sì, no, è sempre un po' duro, insomma, anche perché quando arrivano i suoi messaggi non si sa mai bene cosa dirgli, e poi si fa entrare proprio così, direttamente, no, in questo mondo veramente spaventoso, e io non so come fanno a resistere, però insomma resistono. E adesso l'ultima novità è che Netanyahu vuole spostare tutti i Gazawi a sud. La striscia era già sovraffollata prima, è vero che ha fatto un po' di chiaro, diciamo, no? Perché 52, 56, non si capisce, 1000, comunque non ci sono più. Però è anche vero che sono comunque 2 milioni e qualcosa, per cui non si capisce neanche con quale obiettivo, e vabbè, stiamo a vedere. Va bene, ascoltiamoci l'ultimo brano di De Maya Semenea, La mia non canzone d'amore. Non scriverò canzoni d'amore, non voglio farmi innamorare, quelle canzoni mi annoiano, i cantanti la cantano per denaro. Questa è la mia canzone d'amore, usano la rima col sole. Questa è la mia canzone d'amore, assieme al sole ci metto al cuore. Voglio raccontarvi i miei pensieri, raccontarvi del mio ieri, spiegarvi ciò che sarà domani e forse riuscirò a spiegarmi. Questa è la mia canzone d'amore, usano la rima col sole. Questa è la mia canzone d'amore, assieme al sole ci metto nel cuore. Esiste altro nella storia di chi vive, qualcuno mi potrà capire. Voglio usare i
canzone, la mia non canzone d'amore di Demian Manea. L'abbiamo avuto ospite, potete riascoltarlo per chi non l'ha sentito, chi si è collegato adesso può riascoltare di nuovo la trasmissione. E Rossella, Stefano, io direi di tornare indietro. Bruxelles è distante. Per oggi chiudiamo qui i nostri svolazzi. Esatto, anche perché incomincia a far freddino e non vorrei... Ecco, che dopo se ci ammaliamo... In una depressione. Una depressione dell'aria o delle persone? Una depressione calda, si diceva. Va bene, andiamo alla sigla. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 grazie giorni, a a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi e una Stefano. produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo Un saluto a a martedì tutti prossimo. quanti, buonanotte. Eccoci qua, adesso potete salutare la musica. C'era il parlato che voi non sentite. Ciao, grazie a tutti. Buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti, a martedì prossimo.